siamo alla libreria Ubic con un grande artista, con Michelangelo Rossato, illustratore di innumerevoli libri molto particolari che adesso ci illustrerà lui stesso. Allora, Michelangelo io già lo conosco, ho avuto il piacere di conoscerlo il mese scorso e adesso quindi per me ti posso solo dire ben trovato. Ciao Michela, ciao a tutti. Allora Michelangelo, tu sei giovanissimo, però hai deciso di fare l'illustratore. Come mai l'illustratore e non lo scrittore o altro? Beh, è una passione antica. Diciamo che in casa mia ci sono sempre stati libri illustrati. Uno dei primi ricordi che ho infatti è quando da bambino piccolissimo gattonavo fino alla libreria di casa e aprivo questi libri che erano posizionati in basso così che io potessi accedervi. Aprivo questi libri e mi immergevo nelle illustrazioni, quindi sicuramente questo è stato un forte imprinting. E poi ho sempre amato raccontare storie. E quindi a un certo punto io ho studiato al liceo classico, tra l'altro qui di Milano. A un certo punto ho capito che mi sarebbe piaciuto raccontare storie attraverso le parole, ma soprattutto attraverso le immagini, e quindi il mestiere dell'illustratore era perfetto perché univa parole e immagini, e in questa maniera ho potuto raccontare storie differenti anche a età differenti. Infatti parliamo di storie, raccontare storie, alcune storie appunto le hai solo illustrate, altre invece le hai anche raccontate. Quanti sono i tuoi libri e quali sono? Allora, sono 4 finora, adesso sto lavorando a un quinto libro. I primi 2, Biancaneve e la Sirenetta, sono stati 2 immersioni nel mondo della fiaba. Io amo le fiabe soprattutto nella loro versione originale. Biancaneve è stato il primo, di cui ho curato anche la parte del testo, che è la storia fedele alla versione dei Grimm ma raccontata a parole mie. E La Sirenetta, il secondo mio libro, anche in questo caso un libro di cui ho curato la parte testuale così come le illustrazioni, ed è stata un'altra avventura nel mondo della fiaba. Io ci tengo molto a questi 2 libri perché oltre ad essere i primi 2, lavorare con la fiaba ti permette davvero di immaginare, di avere la libertà assoluta come disegnatore. E poi ho iniziato una collaborazione con Pino Pace, dalla quale è nato questo libro che è Marco Polo. Tra l'altro questa è la seconda edizione uscita da pochissimo in libreria, quindi la storia di questo grande viaggiatore veneziano è stata davvero un'avventura incredibile, perché oltre ad essere un mio conterraneo, era da anni che speravo di avere il tempo e il modo di studiare questa storia. È capitata l'occasione, giusta, fare un libro su di lui. E da pochissimi giorni, questo mese è uscito in libreria Frida Kahlo nella sua Casa Azul, testi di Chiara Rossani, che ha raccontato la storia di Frida dal punto di vista della casa, e Arca Edizioni mi ha chiesto di occuparmi della parte grafica del libro, delle illustrazioni, e quindi ecco, questo è il mio ultimo lavoro e ne sono molto contento perché è molto diverso dagli altri. Ho sperimentato un po' con le tecniche, giocando un po' col collage in questa nuova pubblicazione. Tu hai detto ho studiato, perché effettivamente dietro ogni libro c'è uno studio, perché appunto lo direi meglio tu. Io ti ho incontrato e hai parlato di Marco Polo, però appunto hai spiegato, hai detto io ho dovuto studiare sia leggermi il Milione che studiare i vari particolari, i vari personaggi, perché non nasce così un'illustrazione. Sì, ogni libro è un viaggio differente, per ogni libro devo fare delle ricerche ovviamente diverse, che indagano a volte la psicologia, a volte sono più antropologiche. Con Marco Polo mi sono dovuto mettere tra virgolette in viaggio anche io, ho dovuto studiare ovviamente il Milione e poi altri libri che parlano del viaggio di Marco Polo, perché poi sai che ci sono anche delle teorie che dicono che non è mai accaduto questo viaggio, che è un'invenzione di Marco, è un viaggio misterioso, è un viaggio delle meraviglie. Sì, quindi ogni libro è un po' un viaggio diverso. Con Frida sono partito per il Messico e ho cercato anche di restituire una Frida diversa, ad esempio,
dalla Frida illustrata in altri libri, in cui vediamo il suo aspetto molto colorato, gioioso. Invece in questo libro ho cercato di raccontare anche il volto più malinconico e drammatico della sua vita, forse tirandone fuori più l'aspetto umano. Quindi ad esempio, se per Marco Polo la ricerca è stata di taglio etnografico, antropologico, per Frida anche un po' psicologico, entrare un po' di più nella mente di questo grande personaggio. Guarda, per gli amici di HTO, saresti così gentile di parlarci proprio della prima pagina, che a me piace moltissimo, quella appunto dove ecco Marco che osserva. Ce la illustri un po', per favore? Sì, giriamo per di qua. Questa è la immagine di apertura di questo libro. Marco bambino si chiede davanti alla laguna di Venezia quanto grande è il mondo. Da anni aspetta il ritorno del padre e dello zio, e quindi, chiacchierando anche insieme alla mia editrice, ci siamo detti deve essere un'immagine meravigliosa di Venezia. Però com'era la Venezia di un tempo? Ovviamente non abbiamo fotografie, quindi ho dovuto un po' immaginarmela, un po' inventarla. In tutto il libro lo spazio è uno spazio un po' fiabesco, un po' onirico, e anche in questa illustrazione mi sono divertito a raccontare una Venezia ovviamente non fotografica, non così come la vediamo, ma è una Venezia un po' sognata, forse è un sogno di Venezia. Riconosciamo ovviamente dei luoghi tipici di Piazza San Marco, infatti i bambini si divertono a trovarli, e io dico sempre, quando tornate a Venezia andate a cercare il leone alato, i cavallini d'oro e il santo sul drago, e poi con un po' di attenzione ci si può sedere proprio in punta della dogana, possiamo far finta di essere anche noi dei piccoli Marco Polo. Adesso questa cosa qui, ecco, di essere dei piccoli Marco Polo, devo dire che questo Marco Polo ti somiglia molto. Hai preso ispirazione su te stesso per Marco Polo? Allora, sì, è ovviamente un piccolo autoritratto, era il primo personaggio maschile dei miei libri, i primi due erano stati Biancaneve e la Sirenetta, e a me piace di solito raccontare storie con protagoniste le ragazze, mentre quando mi è stato chiesto di illustrare Marco Polo mi sono trovato in difficoltà. Allora mi sono detto, cerco di disegnare un Marco Polo che un po' mi assomiglia, così mi facilito lo spostamento all'interno del libro del personaggio. E poi, come diceva Frida, Frida diceva io disegno me stessa perché sono la persona che conosco meglio, e quindi nel caso di Marco Polo mi veniva facile spostarlo e ritrarlo nelle pagine del libro se un po' mi assomigliava. E poi è stata anche una maniera di entrare dentro questa storia, ecco, di immedesimarmi un pochino in questa storia così antica e così vicina allo stesso tempo. Posso immaginare. Hai detto che per quanto riguarda Frida hai cambiato un po' lo stile dei tuoi disegni, perché? Sì. Come mai? Erano già usciti molti libri su Frida, fatti a pittura, quindi cercando di raccontare la vita di Frida ispirandosi alla sua arte. Io invece ho cercato di fare una cosa diversa. Frida era figlia di un fotografo, abbiamo moltissime fotografie della sua vita, da quando è bambina fino a quando è diventata ragazza, è pittrice, moglie di Diego, quindi le fotografie sono state una grande fonte di ispirazione. E poi il concetto di memoria, di ricordo. Nel libro ritroviamo delle foglie incollate, è un libro fatto a collage, quindi sono disegni a matita e poi delle carte colorate o delle carte antiche, macchiate, quindi ho un po' cercato di ricostruire l'atmosfera di un libro di ricordi, di un libro di fotografie. In alcune pagine poi è anche proprio esplicito il rimando a quei cassetti magari che teniamo in casa pieni di lettere, di foto, di ritagli, quindi molto diverso stilisticamente dagli altri libri, perché al posto di raccontare questa storia con delle illustrazioni dipinte, io uso di solito acrilici e matite colorate, in questo caso mi sono divertito con colla e forbici. Bene, hai detto 4, però sta per nascere il tuo ultimo libro?
Sì. Parlaci un po', dacci qualche piccola anticipazione. Allora, è un libro a cui tengo moltissimo perché ritorno a scrivere, quindi sarà un libro da me illustrato e scritto, e forse per la prima volta tengo di più alle parole che alle immagini, quindi proprio mi sento molto autore di questo libro. Non posso rivelare tanto, però possiamo dire questo: visto che con Marco Polo avevo raccontato la vita di un ragazzo del Medioevo, ho pensato di raccontare la vita di una ragazza del Medioevo. Ci fermiamo qui, non diciamo altro. Quindi adesso, allora, prima di tutto bisogna dire che i libri di Michelangelo è difficilissimo trovarli, perché non appena arrivano in libreria subito si vendono, e devo dire che io ho avuto davvero tante difficoltà a trovare Marco Polo, però poi alla fine ce l'abbiamo fatta. Perché poi era anche finita la prima edizione, quindi l'hanno ristampato, adesso si trova facilmente, insomma. Dice lui che si trova facilmente, ma non è così. Vabbè, ma a noi questo fa solamente che piacere. Per i nostri amici, quindi, che vogliano avere maggiori informazioni sull'ultimo tuo libro, quello che dovrà uscire, ma anche sugli altri, su dove potranno incontrarti o su tutto quello che può incuriosirli, Certo. come possono fare per avere queste informazioni? Allora, io ho una pagina Facebook, si chiama Michelangelo Rossato Illustratore, oppure su Instagram Michelangelo Rossato Illustratore, trovate tutte le informazioni su le illustrazioni, a volte metto delle immagini di backstage di come nasce il libro, gli appuntamenti nelle librerie. Solitamente faccio come oggi dei firmacopie, degli incontri in varie librerie del Veneto e anche non solo, anche a volte parto come Marco Polo per portare i miei libri lontano. E quindi ecco, sì, su Facebook e su Instagram potete trovare tutte le informazioni sul mio lavoro. Grazie mille, è stato un vero piacere essere qui con te oggi, grazie. Grazie a voi.